Beh, in crisi è un po' tutto il sistema imprenditoriale perché c'è una crisi economica e finanziaria, però qui ho riscontrato un aspetto positivo che la grande capacità degli imprenditori anche sotto il profilo tecnologico, quindi il governo ha tutto il dovere di aiutare Chioggia, i suoi imprenditori, perché le capacità ci sono, le tecnologie ci sono e bisogna cercare di far sì che questa impresa e soprattutto quelle che sono le vocazioni di questo comune non vengano meno. Ecco, con Beniamino Boscolo ci potrebbe essere un forte impulso a migliorare le cose. Beh, mi pare che lui rappresenti una discontinuità e soprattutto è un giovane che ha voglia di fare, è un giovane che ci ha messo la sua faccia, ho sentito dal suo intervento che ha idee molto chiare su come vuole indirizzare questo comune nei prossimi 5 anni e mi pare che la scelta che è stata fatta sia una scelta importante. E poi devo dire sono contento che se almeno al ballottaggio si è ricostituito il centrodestra che governa l'Italia ormai da tanti anni.